Bentrovati. La 16ª puntata stagionale di Mezz'ora a Mezzogiorno ci permette oggi di parlare di politica e soprattutto di sviluppo e promozione dei territori siciliani. E lo facciamo col deputato regionale Nicola D'Agostino. Benvenuto. Grazie dell'invito. 57 anni da compiere il prossimo 19 maggio, eletto in questa 18ª legislatura tra le fila di Forza Italia nel collegio di Catania con 9.543 voti di preferenza, ma già deputato regionale da altre precedenti legislature, 3, questa è la quarta. Onorevole, come facciamo sempre, ci vuole dire in pochi minuti chi è Nicola D'Agostino, non solo politico ma anche uomo? Io sono, credo, una persona semplice e abbastanza normale. Ho la mia attività professionale che prediligo e che viene messa davanti anche all'attività politica, che non per questo ho ovviamente un aspetto secondario, ma quella mi caratterizza e mi rende anche libero, autonomo e indipendente rispetto alla stessa politica. E poi ho la mia famiglia e i miei interessi personali che non trascuro. Sono una persona che piace fare molto sport, quindi la mia vita, diciamo, che è abbastanza intensa e sono felice per questo. Parliamo anche della moglie e dei figli, insomma. Una moglie, una figlia e ripeto, con un grande accento e una grande sottolineatura rispetto a quella che è la dimensione familiare, che viene ovviamente prima di tutto, prima del lavoro e prima ancora della politica. La figlia seguirà le orme politiche, fa altro? Spero di no, ancora va a scuola, quindi adesso si iscriverà all'università, c'è tempo per decidere e anche per non scegliere la carriera politica. Lei non glielo suggerisce? Ma no, la carriera politica è così faticosa che se non la fai con una grandissima dose di passione e di voglia di sacrificio diventa una vita sacrificata che poi ti costringe anche ad avere una vita mediocre, quindi bisogna averla nel sangue. Ancora lei è giovane, ha tutto il tempo per prendere decisioni che io innanzitutto spero siano ben alte dal punto di vista della vita e della realizzazione della propria appunto esistenza, quindi dal punto di vista professionale. E allora cominciamo ad addentrarci invece nella sua vita professionale. Lei dal punto di vista politico, lei attualmente è componente della Commissione parlamentare speciale per l'esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto e soprattutto è componente della Commissione Sanità. Ci vuole dire qualcosa dei lavori di queste due commissioni di cui lei fa parte? Per quanto riguarda la Commissione Sanità, in questo momento siamo impegnati assieme all'assessorato e quindi al nuovo assessore e ai direttori generali nello studio preliminare che porterà poi ad approntare la nuova rete sanitaria, cioè ogni tot anni bisogna rivisionare e rimettere insieme i pezzi, cercare di capire i nuovi bisogni e adattare la rete sanitaria a questi nuovi bisogni, quindi è un momento delicato e sono scelte che poi ti portano ad essere anacronistico piuttosto che contemporaneo rispetto appunto a quelle che sono le urgenze di salute che, come ben voi sapete, sono da anni ormai crescenti, anche perché l'età media si alza sempre di più e c'è una fascia di popolazione che ha bisogno di prestazioni sanitarie. Non sempre il servizio sanitario può crescere assieme alla crescita di richieste, quindi la legge della domanda e dell'offerta ti costringe ad attualizzare e in un momento in cui mancano i medici per scelte sbagliate da parte del governo nazionale per le selezioni e per quindi tutta quella che è la formazione universitaria, oggi ci troviamo in un collo di bottiglia dove si dovranno prendere anche delle decisioni drastiche per riuscire a offrire qualità e non soltanto quantità sanitaria. Il più delle volte abbiamo parlato qui anche di sanità e con vari personaggi anche istituzionali da questo punto di vista. Emerge sempre necessariamente il problema di fronteggiare e affrontare la situazione delle liste d'attesa. Questo è il tema principale, credo che sia la scommessa del nuovo assessore Daniela Faraoni, che credo abbia bisogno ancora di qualche settimana di tempo per capire bene quella che è la situazione di tutti i presidi ospedalieri, tutti i distretti
della Sicilia. Parliamo di una donna che ha comunque gestito aziende sanitarie di grandissimo livello, è stata sia a Catania che a Palermo, e quindi non le mancano né gli strumenti né l'esperienza e neanche il piglio e la determinazione per poter fare delle scelte che saranno anche impopolari, saranno anche molto drastiche, molto complicate. E io credo che sia lei, che i direttori generali, che ovviamente la Commissione Sanità e il Parlamento tutto debbano partire dalle positività. Il nostro sistema sanitario ha tantissime eccellenze, tantissima positività. Per un caso di mala sanità che può capitare ogni giorno, e magari ci sarà pure, ce ne sono 500 di buona sanità che rimangono nascosti. Quelli che balzano agli onori della cronaca sono quelli questi negativi. Non li conosciamo, ma per fortuna che, voglio dire, è così, altrimenti avremmo una protesta continua da parte della gente. Questa protesta che manca è un dato positivo che va valorizzato, perché queste cose se non le si sanno bisogna conoscerle, approfondire e da queste partire per correggere per quanto è possibile i difetti. Poi la perfezione non esiste. Le liste d'attesa sono un problema anche culturale nostro, siamo poco organizzati negli ospedali, come cittadini andiamo ad affollare in maniera inappropriata le strutture ospedaliere, quando molte cose si potrebbero invece risolvere col medico curante piuttosto che con i distretti. E lì nasce l'altro problema della sanità di prossimità però. Ma la sanità di prossimità non sempre è una sanità di qualità. Allora, se oggi io ho bisogno di un laboratorio d'analisi che mi fa il classico prelievo, è giusto che ci sia la sanità di prossimità. Ma se ho bisogno di un esame diagnostico, cominciamo a restringere il quadro, perché devo andare in una struttura che mi fa un esame diagnostico di un certo livello. Certo. Parlo delle strutture private convenzionate, quindi parliamo di servizio pubblico, ma attraverso i privati. Se poi pensiamo che tutti i comuni della Sicilia, tutti e 500, debbano avere tutti tutto, è impossibile. Lo stesso vale per i reparti ospedalieri. Guai ad andare in un ospedale dove non c'è una grande professionalità, rischi di avere una prestazione sanitaria sbagliata. Gli ospedali che ci sono, non tutti devono fare tutto. Ci sono quelli che appunto sono più provinciali, chiamiamolo così, che devono servire le prestazioni di base, ma poi quando si ha un infarto, quando si ha una fortuna di un certo tipo, bisogna andare negli ospedali più attrezzati, che sono quelli di eccellenza, che soprattutto a Catania si hanno appunto nel capoluogo di provincia come Messina e Palermo, ma che poi in tutte le province della Sicilia sono nel capoluogo. Ma è normale che sia così. Se non fosse così sarebbe anche abbastanza strano. Quando un cittadino mi dice in quell'ospedale non c'è il posto letto, è per fortuna che non c'è posto letto, perché se ci fosse il posto letto libero sarebbe uno spreco. Bisogna vedere come poi accedere al posto letto, perché un posto letto si trova sempre in un sistema organizzato di rete. Però tutte queste informazioni devono arrivare ai cittadini, bisogna avere direttori generali delle varie aziende che hanno la capacità anche di dare queste informazioni. Ma certamente non ce ne usciremo mai se non si abbattono le liste d'attesa. E lì il problema è il CUP, questo sistema di prenotazioni che non ha mai funzionato e che mai funzionerà se non ci mettiamo testa una volta per tutte, lo azzeriamo e ricominciamo da capo. Fare in modo che non ci siano le multiple prenotazioni che poi invece fanno alzare i numeri. Perché cosa succede? Certo. Oggi cittadino il mio medico, vado dal medico curante, il medico curante mi manda allo specialista, lo specialista mi dice che devo farmi un piccolo intervento di una cosa qualsiasi, un'ernia, una cosa che è programmabile. Chiamo al centralino e a volte neppure rispondono, quando rispondono prenoto. Ma questo per un intervento. E lì mi prenoto in un ospedale che non voglio io, quindi io cerco di prenotare nell'ospedale dove giustamente c'è il medico di cui mi fido. Lì è il momento in cui si accavallano le prenotazioni. E lì c'è una lista maggiore. Ma andiamo ad un esame diagnostico ancora più complicato, devo fare una TAC e la voglio fare col sistema pubblico che poi mi dirotta o in una struttura privata piuttosto che al distretto o in un ospedale. Siccome mi danno delle date troppo lunghe, ne faccio tante di più. Queste prenotazioni rimangono. Certo. E per il sistema, il signor D'Agostino è prenotato quel giorno, quando non arriverò, non è che sarà sostituito, ci sarà un buco e quindi tutta questa è inefficienza. Tutto questo non deve succedere. Deve succedere che se c'è una lista
programmata, ci deve essere una persona che fa le telefonate il giorno prima e dice: signor Regalbuto, lei viene a fare l'esame diagnostico, signor D'Agostino lei viene, se si creano i buchi ci sarà appunto il modo di fare scala la lista. Ma fare in modo a priori che non ci sia la molteplicità. Si risolverebbero tantissimi problemi. Certo. E quindi è un sistema organizzativo che penso che debba essere il vero primo obiettivo dell'assessore. E poi c'è le liste d'attesa che producono per magari interventi di più alta specializzazione le fughe, quindi i cosiddetti interventi che uno va a fare fuori dalla Sicilia, che costano tantissimo. Molti di questi sono interventi che giustamente il paziente, il cittadino deve poter fare, perché la legge dice che il sistema è nazionale, quindi io mi devo fare operare ad una gamba piuttosto che per un tumore, dove preferisco, dove mi sento più a mio agio. E tuttavia molti di questi interventi possono essere fatti in maniera più appropriata e addirittura più efficiente in Sicilia. Allora lì bisogna avere la capacità di avere in una logica di mercato una concorrenza giusta. La gente deve sapere che in quell'ospedale c'è una struttura specializzata che ti fa l'intervento che tu pensi andare a fare a Milano, e quindi un problema psicologico, e a Milano te lo fanno meglio, invece non è così. Far conoscere le eccellenze, e questo devo dire noi lo stiamo facendo come New Sicilia, anche dedicando delle puntate ben specifiche all'Arnas Garibaldi o al Cannizzaro, dove ci sono tante eccellenze. Ricorrere ad una sanità fuori dalla Sicilia è giusto, ricorrerci quando è necessario si deve poter fare anche in tempi rapidi, ma se ne abusa troppo, molto spesso per convinzione pregressa. Di chirurgia bariatrica, cioè parliamo chirurgia bariatrica, ma figuriamoci se non si può fare la chirurgia bariatrica molto bene al Garibaldi, visto che lei l'ha citata, per ortopedia. Ma è assurdo che si vada fuori dalla Sicilia per un intervento normale ortopedico. Poi ci sono casi molto più complessi, allora lì per carità si intende una sfera più personale e soggettiva. Onorevole, lei è uno che non le manda a dire, talvolta ha anche bacchettato componenti del suo stesso partito o quantomeno della maggioranza di governo. Mi sovvengono ad esempio in mente delle sue esternazioni in merito all'accoglienza degli immigrati, che non sono state certamente in linea con l'operato del governo Meloni-Salvini, in cui invece è stato in qualche modo allineato il presidente Schifani. È cambiata qualcosa in questo rapporto? No? Io capisco che il presidente Schifani ha una responsabilità che è 100 volte superiore alla mia e debba tenere conto con equilibrio di tutte le fattispecie, e in quel momento, che parliamo di quegli famosi sbarchi 2 anni fa su Catania, decise di non mettersi di traverso al governo, ma lì il governo nazionale, lo ribadisco, sbagliò alla grande, perché quel tipo di comportamento non... Quindi diciamo la sua veduta è sempre quella, non è cambiato. La mia veduta è che noi non possiamo respingere gli immigrati che arrivano in condizioni disperate. Faccio un fatto di semplice umanità. È assurdo. Se poi è un capriccio, allora il capriccio no. Arrivano, li accogliamo e li riportiamo a casa. Ma se arrivano dopo che hanno fatto la traversata del deserto, e non è un modo di dire ma che è la verità, hanno pagato soldi, sono stati imprigionati, picchiati, violentati, molti di questi addirittura morti nelle coste africane prima di arrivare in Sicilia, e noi tutto questo facciamo finta che non ci sia. Io credo che questo sia un fatto di grandissima disumanità, di cui nessuno debba essere fiero. Poi chi è che lo strumentalizza, in questo caso Salvini, per fini politici? Secondo me sbaglia, è una cosa di un patetico senza confini. Poi c'è il tema più generale, insomma, il nostro è un paese in denatalità, noi abbiamo bisogno di immigrati. La verità è che dobbiamo cercare questo flusso non solo di il suo è un discorso più di sinistra che di componente di Forza Italia. Secondo me è un discorso di persona per bene, di persona assennata, e che tiene conto anche dei fattori economici. La verità è che vogliamo fare finta che gli immigrati non servono e poi li teniamo nascosti sotto il tappeto, perché poi servono. Ce li abbiamo. Dovremmo cercare invece i flussi di regolamentare regolarli bene. Abbiamo bisogno di X mila persone l'anno immigrate che vengano a lavorare in Italia e sostituiscano gli italiani, che siamo in denatalità. Serve al nostro sistema economico e non possiamo fare finta che questa cosa non ci sia. Certo, a nessuno piace che arrivino qui delinquenti, violentatori, spacciatori, ma ci mancherebbe altro. Dico, premesso che delinquenti
spacciatori e violentatori sono anche italiani, dobbiamo cercare di filtrarli, di regolarizzarli bene e di fare in modo che la nostra sia una civiltà che guardi al futuro e non al passato e sia una civiltà aperta, voglio dire. Ancora il fatto che noi disconosciamo il melting pot britannico, inglese o francese vuol dire che siamo veramente troppo indietro. Quindi dobbiamo essere più multirazziali sicuramente. Ma secondo me è una cosa logica. E siccome non è una questione di essere di destra o di sinistra, voglio dire che Forza Italia con Tajani in testa ha presentato il disegno di legge sullo Ius Scholae, che è una bomba, è un pugno nello stomaco rispetto alle tematiche correnti di cui leggiamo tanto sui giornali o che guardiamo nei dibattiti televisivi, per cui bisogna essere assolutamente, rigorosamente contrari, anzi li portiamo pure in Albania, che è un'altra cosa su cui poi ci interrogheremo con tanta criticità nei prossimi anni. Lo Ius Scholae significa regolarizzare gli immigrati i cui figli hanno frequentato le scuole e quindi con una scolarizzazione dall'elementare alle medie sono italiani, no? Ci vogliamo opporre anche a questo. Ora io dico, c'è bisogno di scomodare la dottrina della Chiesa piuttosto che la destra e la sinistra per fare norme che sono di buon senso? Torniamo ai rapporti con il Presidente della Regione Renato Schifani, che certamente sono più in sintonia in questo momento, insomma, quantomeno è aumentata questa sintonia. Lei ha elogiato gli interventi del governo regionale, dell'Assemblea regionale siciliana in favore del suo territorio principale di appartenenza politica, mi riferisco ad Acireale, perché è di alcuni giorni fa la visita proprio del Presidente Schifani per il rilancio termale di Acireale. Il rapporto con Renato Schifani è un rapporto eccellente ed è un rapporto, per quanto mi riguarda, di grande riconoscenza e stima. Io credo che da 20 o 30 anni non si aveva un governo regionale che avesse l'autorevolezza, e questa è tutta di Schifani, e la capacità, quindi anche degli assessori, dei direttori generali, dei deputati regionali, quindi tutti insieme, anche l'Assemblea regionale. Devo dire che anche il Presidente Gaetano Galvagno sta facendo molto bene la sua parte, andassero tutti compatti in una direzione ad affrontare tutti i problemi più grossi della Sicilia. E io parlo del ponte, mettiamoci anche il ponte, il sistema viario, il sistema ferroviario, i dissalatori, i termovalorizzatori, sono tutti temi. Infrastrutture principali di cui tanto si è parlato e che lei adesso dice si stanno affrontando. Sono tutti temi che sono, dopo 2 anni, tutti in cantiere, cioè sono tutte cose che stanno andando avanti e sono cose che inseguiamo da decenni, che ne parliamo, che giriamo, come si dice, ciullare il manico, giriamo attorno al problema per anni senza poi Schifani ha dato una direzione, a qualcuno piace, a qualcuno non piace, ma ci sono dubbi che stiamo andando avanti. Abbiamo un'occasione storica, miliardi di euro tra PNRR, tra fondi europei, tra fondi nazionali e tra fondi di bilancio, perché abbiamo un bilancio risanato che adesso produce avanzo, mentre prima eravamo sempre in debito. Allora tutto questo, dico, questa è l'occasione storica, abbiamo un Presidente che ha determinazione, autorevolezza, che si fa ascoltare a Roma e che viene ascoltato. Abbiamo sul tappeto tantissimi problemi importanti che stiamo risolvendo e che quando verranno risolti cambieranno la Sicilia, perché noi pagheremo una bolletta della Tari che sarà 1/3 di quella attuale. Avremo l'acqua e non potremo più parlare di siccità, avremo autostrade, ferrovie, insomma io credo che questo sia poi il vero modo di cambiare la qualità della nostra vita. Andiamo allora un attimo a tappe e parliamo, per esempio, in maniera, lo accennavo prima, più approfondita, del progetto che riguarda le terme di Acireale e Santa Caterina. Per anni il Parco delle Terme aveva costituito una valida attrattiva, poi l'esperienza con la società Terme SPA, che lei ha sottolineato e bollato come fallimentare, ma che in effetti anche i fatti lo hanno certificato. Adesso c'è stata la prima fase già conclusa, il pagamento dei debiti, siete nella seconda fase. Cosa succede? Allora, abbiamo rimediato a questo errore clamoroso di trasformare le terme pubbliche in una società pubblica ma SPA gestita da persone totalmente incompetenti, in un momento in cui tu hai un patrimonio termale che comincia a essere fatiscente, non hai idee, pensi di replicare modelli ottocenteschi del passato e alla fine ti ritrovi con un fallimento in mano. In più il patrimonio deteriorato e vandalizzato.
abbiamo pagato i debiti, abbiamo fatto in modo che il patrimonio termale non venisse confiscato dai debitori, ce lo siamo ripresi come Regione Siciliana. Adesso abbiamo stanziato qualche milione di euro per cercare di affrontare l'emergenza, perché qui ci sono muri che possono crollare, c'è un parco, come diceva lei, bellissimo, che va in qualche modo valorizzato, perché sennò fra 2 anni non se ne prende più nulla. E nel frattempo abbiamo avviato una procedura molto complicata per un bando coi privati. Un bando per ristrutturare l'intero patrimonio termale, dove ci vogliono da 80 a 100 milioni di euro, la metà ce li mette la Regione, la metà ce li mette un privato che viene, edifica, costruisce, fa quello che deve fare secondo la propria visione. Quindi noi ci aspettiamo che sia un privato che ne capisca di termalismo e quindi sia contemporaneo a questo secolo. E che poi avrà una concessione di almeno una 30 anni pluridecennale, ma anche per 300 anni se la può prendere, purché ovviamente la gestisca, porti avanti il progetto e sviluppi un modello di termalismo che al nostro territorio serve, perché una Sicilia che vuole fare turismo, la Sicilia è grande, la Sicilia ha tutto quello che servirebbe per fare turismo a livello mondiale senza temere il confronto con nessuno. Allora abbiamo i beni culturali, abbiamo i beni ambientali, dobbiamo offrire anche il termalismo. C'è Sciacca da un lato, Acireale dall'altra parte, il rilancio dei 2 stabilimenti è una condizione per completare l'offerta, quindi noi immaginiamo anche una logica di destagionalizzazione, questi turisti che vengono a Taormina, che vengono a Siracusa, che vengono a Catania e che passano da Acireale, perché ad Acireale possono fare le cure termali, si vanno a fare la partita di golf a Castiglione piuttosto che adesso c'è campo di golf anche ad Acicatena, piccolino ma c'è. Insomma, queste sono le cose che servono al turismo. Un turismo non soltanto sanitario e culturale, ma anche un turismo d'eccellenza. Un turismo che non sia soltanto sole e mare, che anche questa è una visione del secolo scorso, no? Certo, turismo che sia... Il rilancio del termalismo non solo di Acireale, lo dicevamo, ma anche di Sciacca è stato annunciato e presentato alla BIT di Milano proprio qualche settimana fa. Ma secondo lei questo può bastare? È sicuramente un ottimo volano, ma cosa ci vuole veramente per rilanciare la nostra isola? Ma questo è un tassello. Un tassello, certo. È chiaro che è un tassello. Poi dopodiché il rilancio della nostra isola non può essere soltanto sul turismo. Il turismo vale una piccola percentuale del PIL, ma mentre facciamo quelle 5 cose di cui dicevamo, nel frattempo stiamo andando avanti con la rete aeroportuale, con la rete portuale, quindi tutto il sistema integrato deve crescere come crescono gli altri paesi, le altre regioni con le quali ci confrontiamo. Ma noi dobbiamo puntare sull'agricoltura, è lì che c'è la parte più importante del nostro PIL. E poi non dobbiamo disdegnare anche una parte di industrializzazione, non possiamo perdere la ST, dobbiamo cercare veramente che questa Sun Factory si faccia davvero a Catania, che a Termini Imerese appunto la bonifica dell'ex Fiat e la ricostruzione ci sia davvero. Sono elementi imprescindibili, noi non possiamo prescindere da avere anche una parte di industria dalla quale il sistema nazionale ed europeo, non dico dipenda, ma dal quale possa rifornirsi. E anche qui l'industria alimentare, che a noi manca del tutto, dobbiamo cercare di stimolarla. Abbiamo la materia prima ma non abbiamo il prodotto finito, se non prodotto di nicchia che poi non è quello che andiamo ad acquistare nei supermercati e che quella è una grande economia. Oltre a tutto questo c'è come volano importante l'aspetto culturale e restiamo proprio nel suo territorio di appartenenza politica, appunto nella Cese. A tal proposito è in previsione un grande mese di marzo per dedicarlo alla cultura con degli appuntamenti prestigiosi. Ecco, qui stiamo vedendo il programma che prevede appunto questa vostra iniziativa. Vuole dirci un po' le tappe più importanti di questo mese di marzo? Ad Acireale l'amministrazione Barbagallo, quindi il sindaco, gli assessori, il consiglio comunale, in campagna elettorale hanno fatto una promessa. Acireale deve svecchiarsi, deve guardare al futuro e deve pensare che il turismo possa essere una componente importante del rilancio della città, che era una città che si era seduta, si era addormentata e aveva perso delle occasioni. Ogni mese viene programmato un evento e quindi abbiamo già un piccolo esempio di destagionalizzazione. Ne posso dire, siamo a febbraio c'è il carnevale,
A gennaio c'è stato il mese dell'arte sacra, perché abbiamo la festa di San Sebastiano, attorno alla festa abbiamo costruito una serie di eventi che hanno caratterizzato, ma anche lì si è fatta cultura. Abbiamo avuto 2 eventi importanti, la presentazione del libro di Paolo Valentino e la presentazione del libro di Dacia Maraini. Sono venuti ad Acireale e hanno testimoniato il fatto che c'è una nostra attenzione e cominciano a trovare un terreno favorevole, perché nel frattempo se ne parla. Il mese di marzo, e quindi in tutto l'anno ci sono tanti eventi culturali, da Acireale ce ne saranno almeno 100, 120, 130 l'anno. Nel mese di marzo, in maniera simbolica, li concentriamo perché abbiamo voluto dare anche la sveglia alla città. Acireale è una città che si autodefinisce anche un po' troppo superbamente città di cultura, città con fasti del passato. Sì, forse in passato c'erano, ma negli ultimi decenni negli ultimi decenni si era perduta questa verve e questa caratteristica, perché egoisticamente ognuno era relegato a fare le proprie cose, salvo poi criticare in maniera anche abbastanza, come dire, superficiale. Invece gli intellettuali, gli uomini di cultura, ma anche chiunque scriva un libro, che già è una grande fatica scrivere un libro, e abbia il piacere di presentarlo ai propri concittadini, quindi uno scrittore locale che lo presenta ai propri concittadini, deve trovare un'amministrazione comunale attenta che intercetta questo bisogno. E allora dentro questo programma, dove ci sono nel giro di 25 giorni ci saranno almeno 50 eventi, quindi 2-3 al giorno a volte, ci sono tante piccole cose che vengono dalla base, quindi i singoli cittadini, associazioni, club service, chiunque abbia voglia di promuovere qualche cosa, gli diamo la possibilità di farlo. Ma ci sono i capisaldi organizzativi, che sono appunto l'assessorato alla cultura e quindi l'amministrazione comunale, la nostra Accademia Zelantea, che è ovviamente una fucina culturale, la Fondazione Bellini, ma anche la Curia Vescovile col Vescovo Raspandi, che ci dà una mano a mettere insieme un programma culturale a 360 gradi. E tutto questo ci permette poi di avere un programma che per un mese, certo è un po' faticoso, se uno volesse seguire tutte queste cose diventa complicato, però dà l'esempio di un modello che vogliamo proporre, e chiaramente nei cittadini si comunica un messaggio, perché poi ci saranno gli eventi culturali ad aprile, maggio, giugno, luglio, agosto anche. In questo mese però ci vuole dire, concentrazione guardate che se vogliamo essere città della cultura, se vogliamo alzare un attimo l'asticella, ci dobbiamo mettere un poco di impegno. Allora questo è il momento di incontro fra tanti cittadini, tra associazioni, un modo per ritrovarsi, confrontarsi, parlarsi, dibattere, discutere e trovare anche delle soluzioni ad alcuni problemi, ma in maniera particolare avere l'opportunità di poter anche crescere un attimo, perché abbiamo voluto coinvolgere le scuole, e allora avremo il nostro concittadino David Coco, che è un attore nazionale, che assieme a Claudio Fava proporranno nelle scuole superiori 2 momenti di riflessione, uno su Dante e uno sul fascismo. Abbiamo coinvolto il cardinale Zuppi, che verrà a parlare di Ius Schola assieme a Renato Schifani. Abbiamo invitato Paolo Mieli, che verrà a presentare il suo nuovo libro, in questo caso accompagnato sempre da Paolo Valentino. Verrà Pietrangelo Buttafuoco, che ci presenterà la rivista della Biennale di Venezia, e quindi abbiamo, come dire, la presenza illustre la Biennale di Venezia è credo una delle strutture culturali più importanti d'Italia, se non addirittura la più importante. Avremo Toni Capozzo, che presenta il suo libro, stiamo parlando di un giornalista d'inchiesta di grandissimo livello. Verrà Antonio Presti a presentare anche lui una sua produzione. Insomma, tante cose, queste qua sono cose ovviamente più impegnative. Abbiamo dedicato una rassegna cinematografica ad Antonio Catani, che è un altro nostro concittadino ed è un attore importante, e quindi gli tributeremo un omaggio. E quindi si potrà andare al cinema, si potrà andare a vedere qualche spettacolo teatrale, si vedranno presentazioni di libri, si rifletterà con personaggi di un certo livello su tematiche importanti, e tutto questo avviene ad Acireale, che quindi diventa una città della cultura con la C maiuscola, si candida ad essere punto di riferimento non soltanto a marzo, ma ampia e qualificata. Non accadeva da decenni che entro il 31 dicembre dell'anno solare, insomma, l'ARS, l'Assemblea regionale siciliana, approvasse la legge di bilancio per l'anno successivo, cosa che è avvenuta appunto nel dicembre scorso. Lei non ha mancato di fare i complimenti ai 2 presidenti, a Renato Schifani, presidente della regione, e Gaetano Calvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, e poi ha rivendicato che su 2 milioni di euro destinati
al suo territorio politicamente seguito, appunto Acireale, la metà riguardano provvedimenti che portano la sua firma. Ce li vuole ricordare quali? Sono così tanti che è complicato andarli a ricordare a memoria. I deputati regionali hanno la possibilità di andare a indicare quello che serve per il proprio territorio. E noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo finanziato qualche chiesa che ne aveva bisogno, abbiamo finanziato strade o palazzi che meritavano di essere ristrutturati, abbiamo finanziato manifestazioni come per esempio la Festa dei Fiori, che è lo sdoppiamento del carnevale, cioè i nostri carri infiorati quest'anno, come l'anno scorso, non li vedrete nella parata dei carri allegorico-grotteschi del carnevale in attuale svolgimento, ma li vedrete ad aprile, dal 25 aprile all'1 maggio, in 3 giorni, in un fine settimana, dove ci sarà la Festa dei Fiori, dove ci saranno i carri infiorati. Finanziare nel concetto di destagionalizzazione manifestazioni di questo tipo comporta ovviamente anche un costo, però significa valorizzare l'artigianato, promuovere il territorio, dare un'offerta turistica a tutti coloro che in quei giorni dimorano non solo ad Acireale ma anche a Catania, a Taormina, insomma, e sull'Etna. Sono tutte cose che hanno un peso specifico e che vengono finanziati non per mettere 200.000 euro qui o 100.000 euro lì, ma per cominciare a fare un percorso anche di crescita, di sviluppo, di programmazione insomma, un criterio dell'intero territorio. Lei ha accennato al Carnevale di Acireale, famosissimo non solo dalle nostre parti ma a livello nazionale e addirittura anche internazionale. Siamo già entrati nel vivo del Carnevale, anche lì vuole darci qualche idea di cosa sta prevedendo, a parte questa dei carri infiorati ad aprile? Ma il Carnevale di Acireale, la prima cosa significativa che ha fatto la nuova fondazione, ha tolto lo slogan che Acireale è il più bel carnevale di Sicilia. Lo sappiamo che è il più bel carnevale di Sicilia, non c'è bisogno che ce lo diciamo. Ambite oltre confine. Evitiamo di come dire, restringere un atto di vanità che era penalizzante, quindi l'abbiamo tolto perché il Carnevale di Acireale è una manifestazione di rilievo nazionale. All'interno dei carnevali e non solo. Ovviamente la facciamo ancora una volta con l'ingresso a pagamento e questo ha fatto sì che il carnevale fosse più gentile, più educato, più controllabile. Insomma, ci va chi veramente lo sente. Si paga un servizio, quindi non è tutto a carico del servizio pubblico, quindi non è soltanto il comune o la regione che mettono comunque delle risorse, ma chi è che vuole venire paga, certamente sono esentati gli accesi dal pagamento. Il livello qualitativo della produzione dei carri ovviamente sta crescendo anche il livello del divertimento, stiamo cercando di svecchiare la vecchia formula e di andare verso nuovi orizzonti, coinvolgendo il pubblico, facendolo partecipare al carnevale, ed evitiamo, per esempio, perché si deve vendere il prodotto carnevale e non altro, evitiamo che ci siano alla fine della serata i classici concerti del nome roboante che non serve a nulla nel caso del carnevale. Ci riserviamo queste cose per altri momenti. Onorevole, abbiamo toccato a 360 gradi un po' molti argomenti, soprattutto riguardanti il suo territorio di appartenenza politica. Noi la ringraziamo per Grazie a voi per l'ospitalità. Per lo spazio che ha voluto riservare nella sua agenda alla nostra trasmissione. Ci rivedremo per fare altri appuntamenti e per parlare soprattutto di quello che abbiamo discusso che c'è in itinere e cercare di capire a che punto si è arrivati con i vari progetti che stanno camminando. Grazie, allora a presto, rivederci. Grazie ovviamente anche a voi che ci avete seguito. Il prossimo appuntamento puntuale domenica prossima con mezz'ora a mezzogiorno.